La barzelletta di Geppo. Siamo in classe. Scuola elementare. Non ci credo. Non ci credo. L'ora di matematica. Entra la maestra, si mette seduta e fa: allora, non so se spiegare o interrogare oggi. Vabbè, ma interroghiamo. Tutti i bambini cominciano a mormorare, no? Però voglio interrogare una persona che non viene mai chiamata. Vediamo un attimo chi possiamo chiamare. Geppino! Geppino fa che lei sia maledetta, signora! Ma non l'ha detto. Ma non è possibile che mi chiama sempre a me, ma porca miseria! Ma non si può fare sta cosa! Allora si mette in piedi. Allora Geppino, ascoltami bene. Se metti nello zaino 5 libri di italiano, 7 libri di matematica e 2 libri di storia, quanti libri avrai? E Geppino ci pensa, fa: abbastanza per rovinarmi le vacanze. La sveglia dei gladiatori. Ha ragione. Il ritmo della capitale.